Bravo! Adesso dovrò togliere di mezzo tuo punto. No! Terra! Ma cosa fate? Cosa fa lei? Le sembra questa la maniera di bocciare? Bisogna tirare piano, anzi pianissimo, leggerissimo, come se fosse una piuma. Zac! Rinunciate a fingervi cretini. Passate dalla mia parte e faremo scoppiare la più grossa pompa della storia dei servizi segreti. No! Noi non facciamo scoppiare niente! Ma perché lo sa pure vostia della bomba? Ostinati, eh? Volete proprio una medaglia alla memoria? Avete ancora qualche minuto per pensarci su. Cosa significa questo? Niente, da terra il colpo si vede meglio. E dov'è quell'altro? Venite qui! Volevo vedere se c'era il fondo. Ora toccate. Va bene. Ma cosa fate? Perché andate indietro? È un colpo segreto, è il colpo del gambero. Venite qui! Prego, dopo di te. Tira! Sì. Non tirare, non tirare, non tirare, non tirare, non tirare. E voi sareste due campioni? Siete due schiappe! Due schiappe a noi! Ma come si permette? Non si è mai permesso a nessuno! Io sono un campione! La mia bocciata è conosciuta in tutta la Sicilia e viene cantata pure sulla chitarra! Gli faccio vedere io se sono una schiappa! Sì, levati! Io tiro! Levati! La bomba! Ecco! Tiro! Olè! Ciccio, che feci? Si è emozionato. È successo qualcosa? No. Basta! Mi avete seccato! Sono stato fin troppo paziente con voi! Basta! Basta! Ma allora non c'era nessuna bomba. Ma tu hai capito? Non ti puoi fidare di nessuno. E così siamo rimasti cornuti e mazziati. Già. Scappa! Andiamo! Di là. Cugino l'ho perso! Cugino l'ho perso! Venite! Venite! Massaro d'oro, siamo foggiati! Sì. Pigliate, buona fortuna, picciò. Grazie. Fammi salire, Sì. fammi salire, fammi salire. Vai, vai. Ma perché non va? Ma che fai? Al contrario. Passa avanti, vai. Sì. Vai. Ci sei? Sì, Ci sei? vai. Andiamo. Ma che fai? Me lasci qui? Sale, sale! Pedala!
che sta succedendo? I tedeschi ci cannoneggiano! Esagerate! Trasmetti al comando della quarta divisione, quella che punta su Santa Rosalia, che agguantino immediatamente i 2 scienziati tedeschi criminali di guerra e siano messi in condizioni di non nuocere. Sì, signore. Trasmetti che indossano uniformi della SS e portano sul petto il fregio dell'arma chimica. Via, accelera, vuoi farci prendere? Neanche il tempo di toglierci questi uniformi. Mani in alto! Scendete giù! Giù! Non abbiate paura, eh? Se ci darete le vostre divise non vi faremo del male. Nein. Va bene, signori. Noi avere troppa paura per difenderci. Noi tare a voi nostre gloriose uniformi. Vi preghiamo però umilmente di non mandare noi in giro nudi. Date a noi i vostri abiti. E va bene, bel tedescone. Non ti mettere a piangere. Ti daremo la nostra roba. Ma che ci interessa? Tanto la dovevamo buttare. Possiamo andare ora, signori? Sì. Prego. Di qua. Raus! Raus! Arrivederci. Anche a ripeterci. Telefonken! È proprio vero che affrontati faccia a faccia sono dei conigli. Hai ragione. Ciccio, hai avuto una bella idea. Travestiti così, le pattuglie non ci riconosceranno e magari ci faranno il saluto. E così possiamo tornare in paese indisturbati. Prendiamo il biciclettone. Dai, svelto. Ma accidenta sto berretto. Però questi tedeschi che testoni. Ci sei? Sì, Vai. andiamo. Via. Mi pare di vedere un posto di blocco, ma non so quanti tedeschi ci sono. Ora le sbatteremo tutte sull'attente, vedrai che divertimento. Ferma, ferma! Janus, Knights! Attackenheits, Boots, Ignites! In Tag, in Sinne bewakes, Krutzemanei, in the Geinetz, in the Skro, in the Black, in the Rongen, ein... Ok, paesano. I criminali di guerra ne avemmo conosciuti, ma nessuno spuderato come a voi. Equivoco, ci fu, ma questi che sono? Siete regolari? Prepariamoci a fare una bella fucilazione, né? Come on, get a move on. Ma che fate? Ma che ce l'ha? Mi schiaffo dentro a tutti, eh! Sono brutto e mi tirano le pietre! Mi vesto tedesco e mi tirano le pietre! Ma che gioco giochiamo? Aiuto! Caro capitano, sono veramente contento di riavervi di nuovo fra noi. Grazie, signor generale. Anch'io sentivo la nostalgia del reparto. Ma che succede? Io sono Ciccio Persi! Sono 2 schifosissimi criminali di guerra. Volevano scatenare la guerra batteriologica. Quelli? Ma no, non sono loro. Quelli sono 2 cretini, ma anche 2 eroi, signor generale. Questa medaglia avreste dovuto darla a loro. Furono loro a far saltare in aria il laboratorio dei chimici tedeschi. Ma come? Non avete letto il mio rapporto? Sono 2 eroi. Ciccio e Franco Lo Persico, 2 criminali di guerra.
Lasciamo le mani, Don Calogero. Ci avete fatto chiamare? In che cosa possiamo esservi utili? Ora che la guerra è finita, la gente viene di nuovo da me per le questioni d'onore. Bene, mi è stato richiesto di far rispettare un debito d'onore, ragazzi miei. Debito d'onore. Scusate, che c'entriamo noi? Vi siete già dimenticati che un giorno tentaste un certo rapimento? Bene, siccome la voce è circolata, la picciotta è fortemente compromessa e perciò... La picciotta, dobbiamo riparare. Sposare Rosina, quando? Don Calogero Melazzo non ha tempo da perdere, la cosa subito se deve fare, la Vergine è già in chiesa. Amonenne, picciotti. Largo, largo. Pronto siamo. Fate avanzare la signorina. Ditele che i due individui qua sono. Sì, fatela avanzare. Scusate, Don Calogero, voglio sperare che lo sposo sono io e non lui, se no che facciamo? La bella e la bestia. Ma come ti permetti? Io ti do una coltellata. Sarà la signorina a decidere. Colpo al cuore. Bella, belluzza, bellissima. Mia dolce Rosina, scegliete me. Sono alto ai tanti e ricco, perché gli americani mi hanno dato un premio di $10.000. E a me no, non gli date retta a Rosina. Sposate me. Sì, io non sarò raffinato, però ho una bellezza mascolina e selvatica. Sposatemi. Allora, signorina? Tutte e due mi piacciono. Ma come tutte e due? Ebbene, c'è un proverbio che dice chi non risica non rosica. Vi avrà chi vi comprometterà di più. E io vi bacio pubblicamente. Mi oppongo! Don Calogero, intervenite! Tradimento! Ciccio scappa! Preferisco il colonnello Iena! Fermi! Abbiamo guarda! Tornate indietro! Vigliacchi! Vigliacchi traditori! Tornate indietro! A tutte e due.